Treviso. Nicolò si innamora di una ragazza dolce di nome Auraplanta e la sposa nonostante la disapprovazione della madre. La notte di nozze, però, accade subito qualcosa di inquietante. Il ragazzo, provando a scendere dal letto, si trova a fluttuare nel cielo. Pensando di essere ubriaco e un po' stordito, torna a dormire. Ma questo fatto incredibile gli ricapita tutte le notti a venire. Decide così di raccontare tutto alla madre, che gli dice che la sua giovane moglie altri non è che una strega. Se Nicolò non farà attenzione, anche la loro figlia potrebbe nascere strega. Gli dà un compito: controllare sotto il cuscino che non ci siano gomitoli aggrovigliati. Nicolò torna a casa e trova i fili stregati sotto il suo cuscino. Decide di metterli sotto al cuscino di Auraplanta, che dopo mezzanotte si addormenta in un sonno profondo e per una volta non esegue i suoi incantesimi. La mattina Nicolò toglie i fili aggrovigliati e Auraplanta si sveglia. Capisce che il marito sa tutto e chiede perdono. Non vuole più essere una strega, ma cosa può fare? La suocera rivela ai due sposini l'identità di un prete della chiesa di Santa Lucia che sapeva molto sulla stregoneria. Il suggerimento del religioso è il seguente: se farete dipingere Gesù bambino che cattura una farfalla, l'anima di vostra figlia non avrà altre sembianze e non potrà che volare in cielo.